ci ha salvato in un momento fondamentale, impedendoci un fallimento che sarebbe stato una cosa disonorevole per la nostra città e gettando le basi per la nostra risalita. Quindi dobbiamo gratitudine a quest'uomo. Alberto. Sì, ma mi associo volentieri a un saluto al Conte, perché veramente quello che ha fatto lui mettendoci del suo, probabilmente mettendoci anche di più del suo, perché sicuramente quella del Verona non è stata un'operazione per lui che ha giovato in termini di finanze. E ha fatto tanto, il minimo che possiamo fare noi oggi è salutarlo e immaginarcelo in un altro posto. Ce lo immaginiamo in paradiso. Tra l'altro lui amava tantissimo quando il Bifido faceva le sue imitazioni. Allora proviamo un improbabile collegamento con... Sicuramente è in paradiso, vero? È in paradiso. Allora vediamo Nel se... paradiso degli alpini. Degli alpini. Vediamo se riusciamo a collegarci. Ho detto di mettermi qua vicino alla scala. Pronto? Buongiorno, eccomi qua. Buongiorno a tutti. Vi vedo abbastanza un po' annebbiati, però ma vi vedo. Allora facciamo un applauso. Buongiorno. Allora, E forza è la donna. Allora Conte, tra poco ci dirà la poesia che insomma avevamo dedicato a lei. C'era Beppe Bifido proprio pochi giorni prima del tragico incidente, aveva scritto una poesia e non vogliamo dimenticarla. Me la ricordo benissimo, guarda, me la ricordo come fosse ieri, mi è rimasta nel cuore, poi magari vi citerò qualche passaggio di quella poesia lì. Volevo dirvi che qua sto bene, se sta da Dio. Volevo ringraziare anche chi veste anche me, il paradiso della tunica. Volevo ringraziarlo, è conosciuto dappertutto, ecco. Anch'io vi seguo sempre l'Hellas Verona, che è un baretto qua. E sentito, il bar si chiama Dal Fiol de Lu, il fiol del Paron, ovviamente. Lei che è tutti juventini qua. Va bene, Beppe Bifido! Abbiamo voluto iniziare con questo omaggio per una persona che non dimenticheremo mai. Il Conte Arvedi, l'indimenticato presidente dell'Hellas Verona, che ci ha lasciato il 20 marzo del 2009, e il Beppe Bifido, insomma, amava imitarlo, e il presidente si divertiva quando il Bifido lo imitava. E allora andiamo ancora un attimo a vedere se riusciamo a collegarci con il Conte Arvedi. Sono sempre qua. Non so se mi vedete, pian piano, ogni tanto appaio, sono sempre qua. Devo dire che l'Hellas Verona per me è stata come una bella signora. La guardi, la vedi e ti innamori. Infatti l'ho scelta tra tante. Lei che mi tocca a terme è anche amorante. Ecco questa qua. Pazienza, ma volevo approfittare, mi ricordavi prima della poesia, ho rumato qua nella scarsella e l'ho cattata. Posso dirla? È proprio per questo. Grazie, allora appunto dedico queste righe a un grande uomo e tifoso. Per lui il Verona era come una bella signora e lui se ne aveva innamorato, e ha ragione, me ne sono innamorato. Al mio Hellas Verona, che ho preso per mano qualche anno fa, ho speso abbastanza ma so sta sempre qua. Da quando ti ho presa da quel barba bianca che aveva sempre i skate in mano, mi pare adesso una banca, ed è imbottonata che non c'è patante, da Nieto a da Silva a Scarpon demorante. E non stiamo a parlare di quei mai cagati che voleva comprarti coi skate tarocati. Avevi bisogno di qualcuno vicino, così finalmente ti trovai il Nardino. Che amico leale e capace l'è stato lui, ma le andava via, non gliene faceva più. E quindi bisognava decidere qualcosa, tenerla o molarla, sta bella amorosa. Ma intanto voleva far passare al manco Nadal e speravo che a Cesena mi facesse un regalo. Ma beffardo il destino, anzi, vigliaco, ma che avevo da passare proprio di lì che il polacco. Io adesso sono straco e vado in letto. Ti, Vighini, vai in mona. Sarai sempre il mio Hellas e forza Verona! Grazie. Bravo! Grazie. Bravo Beppe Bifido, e questo Grazie. è l'omaggio che abbiamo voluto dedicare all'indimenticato presidente dell'Hellas, Piero Arvedi. Ciao Piero! Ciao. Un grande abbraccio, un abbraccio
da parte di tutti i tifosi dell'Hellas Verona. Vado a mettere una buona parola per questa stagione, ma soprattutto vi saluto col mio solito Ale Hellas e Forza Verona. Ciao! Grazie a Beppe Bifido e a questa poesia. Pensate, l'ha scritta proprio il giorno dell'incidente al rientro da Cesena, poco prima della pausa di Natale, poi 3 mesi di calvario, il 20 marzo del 2009 Piero Arvedi ci ha lasciato.